Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Spediaci mercato, Batman, napoletano. Come state? Spero tutto bene. Questo video andremo a fare il pre-partita di Napoli-Bologna nella finale di Supercoppa Italiana. Allora, la finale si giocherà, si giocherà oggi, lunedì 22, alle ore 20. La partita sarà disponibile su Italia 1 per chi non lo sapesse, come diciamo tutte le altre partite di Supercoppa. Allora, secondo me la partita di Supercoppa la andrà a vincere il Napoli. Perché dico questo? Perché secondo me a livello psicologico e a livello anche di stanchezza il Napoli è migliore. Cioè non è che è migliore, è superiore in questo momento al Bologna. Io do un voto al voto riguardante il lato psicologico al Napoli do un 7,5. Invece al Bologna do un voto in meno, cioè mezzo punto in meno, quindi un 7. Riguardo al lato di stanchezza, io vado a dare al Napoli un 8. Perché? Perché il Napoli rispetto al Bologna ha giocato giovedì. Quindi ha avuto un giorno di riposo in più rispetto a Bologna che ha giocato venerdì. E almeno poi il Napoli l'ha conclusa nei 90 minuti della partita rispetto a un Bologna che l'ha chiusa in più minuti, più di 90 minuti. Essendo che ha concluso la partita ai calci di rigore, vincendo per 4-3. Ecco. Quindi il Napoli dall'8 per proprio questo rispetto a Bologna che gli ho un 6,5 al lato di stanchezza fisica, proprio per questi motivi che vi ho appena elencato. Ora andiamo a fare la probabile formazione e poi vi dico il risultato. Partiamo dalla probabile formazione del Napoli. Allora, Napoli scende in campo con un 3, 4, 2, 1. Diciamo un modulo che sta sempre usando in queste partite, nelle partite precedenti. Allora, porta Savic, difesa, tra l'altro che si è infortunato Beukema, sì Beukema, quindi il Napoli andrà a fare una difesa con Rachmani, Jesus e Buongiorno. Poi i quattro di centrocampo saranno come esterni Di Lorenzo, poi centrali di centrocampo secondo me ci sarà vabbè, Lobotka e poi ci sarà anche McTominay. Poi, come esterno di destra, no, scusate, di sinistra, secondo me ci sarà Spinazzola, che dovrebbe essere titolare a prescindere. Poi i due centrocampisti offensivi, secondo me, saranno Politano e poi ci sarà anche Massa. E poi come punta centrale ci sarà Rasmus Højlund. E poi secondo me, non vi nascondo che secondo me
questo 3-4-2-1 si va a trasformare in un 3-4-3 perché gli esterni, Politano ed Elmas, non vanno più a fare i centrocampisti offensivi, vanno a fare le ali. Poi il Bologna scenderà in campo con il suo portiere Ravaglia. Poi ci sarà Holm come terzino destro, difensore centrale e Gem, poi Lukumi, poi l'altro terzino ci sarà lì con Giannis, scusate tifosi del Bologna per la pronuncia, poi ci sarà Povega come centrocampista centrale e poi ci sarà come altro centrocampista centrale Ferguson, poi trequartista Solini, come altro trequartista Odegaard. Poi come trequartista, come altro cioè terzo trequartista ci sarà Cambiaghi. E poi come attaccante ci sarà Dallinga. Quindi il Bologna, scusate per il suono, per il Bologna ci sarà come modulo di formazione il 4-2-3-1. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!